Presidente, avete trovato una bellissima poiana nel territorio di Campofranco. Sì. Allora, abbiamo trovato questa poiana circa alle ore 13. Questa poiana saltellava ed era anomala. L'abbiamo subito presa, abbiamo cominciato a fare i primi soccorsi. I primi soccorsi consistevano nel dare acqua e cibo e metterla in sicurezza, perché la poiana non ama molto stare fuori, ama stare al buio, quindi l'abbiamo presa e l'abbiamo messa giù. Presidente, questa poiana oggi dove andrà? Allora, la Poiana oggi c'è il delegato del WWF di Caltanissetta e grazie anche al presidente Ennio Bonfanti che mi ha dato l'opportunità di poter consegnare questo bellissimo esemplare e andrà al rifugio di questa associazione per poi portarla nel rifugio della Ficuzza oppure qualche altro rifugio. Carmelo, per tutelare questi animali cosa consigli di fare? Intanto è importante fare azioni come quella che stiamo facendo oggi, cioè di salvare e salvaguardare specie di questo tipo, e poi già basterebbe rispettare le regole per riuscire a dare tutela a questi animali e non solo, ma a tutto il territorio e al nostro ambiente.